Buonasera da Officina delle Culture Gelsomina Verde, benvenuti a questo nuovo programma su TV Campane, un programma che andrà in onda periodicamente, Resistenze Meridionali, dove proveremo a raccontare un po' il Sud che resiste, a raccontare le esperienze territoriali, parleremo di riscatto dei territori, parleremo di esperienze virtuose. Questa sera inauguriamo questo nuovo percorso e lo facciamo giocando in casa, lo facciamo con chi da sempre sostiene le nostre battaglie e le ha fuse con noi le proprie battaglie. Questa sera siamo in compagnia di Francesco Verde. Buonasera Francesco. Buonasera. Fratello di Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra nella prima faida di Scampia. Proveremo a raccontare e a ragionare insieme a Francesco che cosa significa, che cosa è significato stare 18 anni senza Gelsomina. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerla, ogni giorno viene qui a raccontarci chi era Gelsomina, ci riempie di gioia nell'ascoltarla, ma lo facciamo con Francesco. Avremmo voluto farlo il 21 novembre, ricordiamo che Gelsomina è stata ammazzata il 21 novembre del 2004, quindi 18 anni fa, ma per una questione di affetto, di rispetto e di delicatezza nei confronti di Francesco e della famiglia abbiamo voluto aspettare qualche giorno, perché queste sono ferite che purtroppo sono sempre aperte. Quindi lo facciamo a distanza di qualche giorno, lo facciamo in diretta da TV Campane. Buonasera Francesco di nuovo. Buonasera. La prima cosa sulla quale dobbiamo provare a riflettere insieme è come sono stati questi 18 anni senza Gelsomina. Sono stati tempi duri in realtà, perché a livello familiare la sua presenza è una presenza che contava tanto. Tant'è vero che dopo la sua morte mio padre e mia nonna non hanno retto alla sua mancanza. Lo stesso mia madre, che conduce una vita meccanica in realtà. Si è tuffata pienamente nel lavoro e sa che la mattina si alza per andare a lavorare, ritorna da lavoro e questa è la sua vita. Io ho cercato insieme a te, come sai, e insieme ad altre persone che ci hanno sostenuto di portare avanti la memoria di mia sorella con attività sociali, con l'associazione con la quale mio padre faceva clownterapia all'interno dei reparti di pediatria. Unita a Resistenza Anticamorra abbiamo cercato di portare sul territorio dei miglioramenti e in parte ci siamo riusciti, in altri no, perché purtroppo anche se il tasto è dolente bisogna dire che le istituzioni non sempre hanno fatto la propria parte. Purtroppo evidenzio questo, che l'unica struttura che è intitolata a mia sorella è l'Officina delle Culture, che ci fu affidata dal Comune di Napoli, fu affidata proprio a te, e quando l'abbiamo ricevuta era un edificio fatiscente. Ricordo ancora tutto quello che abbiamo dovuto togliere da qua dentro, l'abbiamo resa vivibile in memoria di mia sorella e ancora oggi purtroppo non ci viene rinnovato l'affido per poter portare avanti le nostre attività. Noi questo è un argomento che toccheremo stasera. Volevo però ricordare, e mi hai dato tu l'assist per farlo, che la morte di Gelsomina del 2004 la ricordiamo tutti, ma era l'anno 2012 e dopo 8 anni Gelsomina non era ancora ricordata negli eventi pubblici. Ricordo che non c'erano strutture intitolate a Gelsomina, ricordo che facevamo rimproveri all'antimafia borghese ricordando insomma che la morte di Gelsomina doveva essere urlata a piena voce su questo quartiere. Nel 2011 facemmo un evento pubblico, ti ricorderai. Eravamo 5-6 persone. All'interno dell'auditorium di Scampia, con la consapevolezza che non sarebbe venuto nessuno a quell'incontro, perché certa antimafia aveva paura a nominare quel nome. Facemmo quell'evento, eravamo in 5, 6, 7, nemmeno ricordo adesso. Da quel giorno si è aperto un nuovo percorso. Sì, la cosa che purtroppo mi rammarica, stamattina sono andato ad Avellino, a Baiano, in provincia di Avellino, dove sono stato contattato mesi fa dall'assessore comunale
al quale non avevo chiesto niente, né io né tantomeno mia madre, perché loro avevano piacere di intitolare una strada a mia sorella. Ecco. Io veramente non ho chiesto niente a nessuno, non ho chiesto che questa cosa fosse fatta, e tantomeno l'ha fatto mia madre. E vedere che delle persone, delle istituzioni, si sono interessate della storia di mia sorella e hanno ritenuto cosa giusta fare un'intitolazione pubblica a mia sorella, mi ha riempito il cuore di gioia da una parte, ma dall'altra mi ha lasciato pensare tanto. Cioè mia sorella è di Napoli, non è di Baiano. Perché qui sul territorio l'unica struttura che è intitolata a mia sorella stanno cercando in ogni modo di farcela lasciare? È lì che magari io potrei dire che non abbiamo niente a che vedere con quelle persone, perché mia sorella non è nata lì, non è vissuta lì. Hanno fatto questo per ricordare la sua tenacia, per ricordare quello che lei teneva a fare. Cioè lei era impegnata in attività sociali, lei teneva a delle cose e loro hanno voluto omaggiarla in questo modo, hanno voluto ricordarla e far sì che quel ricordo fosse pubblico e non delle singole persone, cosa che non viene fatta qui sul territorio. Purtroppo lo diciamo agli amici che ci ascoltano, noi stiamo in questo momento trasmettendo dall'Officina delle Culture Gelsomina Verde, un ex istituto scolastico di cui la camorra se n'era impossessato e ci fu poi affidato dall'ex amministrazione De Magistris nel 2012. Abbiamo tolto 45 bidoni di siringhe da qua dentro, 12 camion della spazzatura, 250 ragazzi che sono venuti da ogni parte d'Italia a darci una mano e a liberare questa struttura restituendola al territorio, perché oggi fare antimafia significa questo, significa riprenderci quegli spazi che la camorra e la politica ci hanno portato via e restituirli al territorio. Beh, quella struttura, quella fabbrica di morte, senza fondi pubblici, oggi è diventato un centro polifunzionale intitolato a Gelsomina Verde, per un semplice motivo, per una questione di territorio, insomma di territorialità, ma soprattutto perché io lo dico sempre quando arrivano i gruppi qua, Gelsomina poteva essere mia sorella, Gelsomina è stata ammazzata perché ha detto di no alla camorra e non c'entrava nulla con la camorra, quindi poteva essere mia sorella, poteva essere la sorella di ognuno di noi che in quel momento storico del quartiere si è trovata purtroppo a fare conoscenze sbagliate. L'amministrazione dei Magistris ci dà questa scuola, l'abbiamo trasformata in un centro polifunzionale, oggi ci passano 400 persone al giorno, forse è la prima, forse è l'unica struttura dedicata a Gelsomina Verde, non vorrei dire sciocchezze se ce ne sono altre in Italia, ma so che da quel momento in poi, dal 2012, centinaia di ragazzi sono venuti qua per i campi estivi, vengono qui a svolgere attività di volontariato e hanno portato il nome di Gelsomina Verde in giro per l'Italia, insieme alla tua testimonianza ovviamente, perché mi mandano spesso le foto dove dicono oggi abbiamo ricordato Gelsomina, oggi abbiamo fatto un cartellone per Gelsomina. Questo significa fare memoria in modo concreto. Guarda Ciro, non so se in altri posti d'Italia viene ricordata mia sorella a livello pubblico, non so se ci sono strutture che vengono intitolate a mia sorella. Questo non lo so e non lo posso dire, ma pure se ci fossero, ritorniamo sul punto di partenza. Mia sorella è di questo territorio, non di quelle città. Quindi quello che gli altri fanno è un omaggio e gli omaggi vengono sempre graditi, ma la cosa è che dovrebbe nascere qui sul territorio. Sì. Scusami se ti interrompo, anche perché voglio dire, quello è stato il prezzo che è stato pagato per far sì che il territorio cambiasse, che le cose cambiassero sul territorio, perché io ricordo che fino al giorno in cui è stata ammazzata mia sorella, i pugni di ferro sono stati battuti dallo Stato il giorno del suo compleanno, il 5 dicembre circa, o 5 o 7 dicembre, non ricordo bene, con l'operazione di polizia che fu intitolata La Notte delle Manette. Cioè quindi significa che con quell'evento omicidiario lo Stato ha detto no alla camorra, ha battuto i pugni di ferro sul tavolo e quindi significa che quello è stato il prezzo del cambiamento e se noi rinneghiamo il prezzo del cambiamento, rinneghiamo riconoscenza ad una persona che ha pagato con la propria vita, non perché sia morta per caso, vittima di un colpo vagante, ma è morta semplicemente perché le parole che furono dette dal pentito di camorra, Pietro Esposito, furono le seguenti: che mia sorella era stata ammazzata semplicemente perché da donna, anzi una maccusa, perché aveva 21 anni,
si era permessa di dire a quelle persone: io le foto ce l'ho, ma mi dovete solo uccidere perché non le darò. Non perché siete voi a chiedermele, ma anche se fosse stato lui a chiedermele, io non gliele avrei date. Perché non sono come voi. È stato questo il motivo per il quale lei ha pagato in quel modo, è stata deturpata in ogni senso. Non volle essere complice di un omicidio, Gelsomina, e questo le è costato la vita. La struttura, oggi intitolata Gelsomina, perché Francesco poneva l'accento sulla questione politica, perché oggi questa struttura rischia la chiusura, o meglio da 4 anni senza contratto. Le associazioni in questo posto sono senza contratto e in questo momento siamo sotto ricatto di alcuni partiti. La vicenda del contratto la si può chiudere se e solo se all'interno di questa struttura ci facciamo entrare alcuni partiti. Ovviamente l'appello va al direttore generale del Comune di Napoli, va al sindaco di Napoli, dalle strutture pubbliche i partiti devono uscire, quindi questa struttura non vedrà mai nessun partito politico e nessuna associazione politica legata ai partiti all'interno di questa struttura. Se questo significa dover vivere senza contratto, noi staremo qui senza contratto, ma state facendo un torto a 400 persone al giorno che passano da qua dentro, state facendo un torto a 10 realtà associative, soprattutto state facendo un torto a chi da 14 anni prova a fare memoria e invece di intitolare piazze, strutture, così come si fa in altre parti della stessa città in provincia di Napoli, voi state provando a chiudere l'unica esperienza virtuosa che in altre parti della provincia anche ci vogliono copiare. Un altro appello io lo volevo fare, Francesco, perché dopo 18 anni Gelsomina non è ancora riconosciuta vittima innocente di camorra. Nonostante il 21 marzo, giornata nazionale dell'impegno contro le mafie e della memoria, il suo nome viene letto dal palco. Non solo il nome di mia sorella viene letto sul palco, e tante persone, nonostante siano familiari di vittime innocenti, parlino di mia sorella. Perché, ripeto, io tendo sempre ad evidenziare questa cosa, che la perdita di un proprio caro fa male, in qualsiasi modo esso avvenga, ma definirle vittime innocenti di camorra non sembra appropriato se si è morti per un colpo vagante rispetto a chi invece è stato ammazzato o ammazzata perché si è opposto alla camorra. Come dolore, come tragedia è identica, perché la perdita fa male a qualsiasi persona, però vedere che mia sorella non è, insieme ad altre poche persone, non è riconosciuta vittima innocente di camorra, non per una cosa che lei abbia fatto, non per qualcosa che la famiglia abbia fatto, ma semplicemente per un legame di parentela con persone che noi manco conosciamo, per un legame di parentela di mio padre di secondo grado. Mia sorella non viene dichiarata vittima innocente di camorra. Ma questa legge, però, la cosa più triste è che questa legge è stata fatta nel 2009, mentre mia sorella è morta nel 2004. Cioè, se tutti quanti parlano di mia sorella e dicono che mia sorella era una persona che era estranea alla criminalità organizzata, se tutti questi partiti o queste persone, questi movimenti che appoggiano familiari delle vittime innocenti di camorra, che fanno lotta alla camorra, portano in alto il nome di mia sorella, e anche gli stessi poliziotti che hanno dato ai miei genitori il rigetto. Io ricordo quella giornata come se fosse oggi. L'ispettore di polizia con il capo chino disse a mio padre e a mia madre: signora, vi prego, non apritela davanti a me, perché io sono mortificato, io rappresento la legge e mi sento mortificato a darvi questa notifica, perché non la meritate. Cioè, la cosa dovrebbe toccare, dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe smuovere le coscienze. E non si parla per i benefici e tutto quello che concerne l'essere familiare di una vittima innocente. Si parla che una persona è morta per ribellarsi, per mettersi contro la camorra, schierandosi da parte dello Stato, e invece poi ti rendi conto che sei figlio di nessuno, perché in realtà uno che si è schierato con la legge dalla parte del giusto
non viene appoggiato da chi dovrebbe difenderti. Diventa una questione di giustizia e non di privilegi e di Cioè diventi figlio di nessuno. Sei lì alla merce di chiunque, insomma, di chi verbalmente vuole farti qualcosa e ti vuole far sentire niente, e di chi, da parte di chi materialmente potrebbe farti qualcosa, perché possono pensare e dire vabbè, sono figli di nessuno, tanto non li difende nessuno. Grazie Francesco e grazie per essere stati con noi in questa puntata. Io ti faccio una promessa, Francesco, abbiamo interpellato il presidente Mattarella per questa questione. Fino a quando io sarò vivo e fino a quando io sarò qui, questa struttura in nome di tua sorella non verrà chiusa e non ci verrà non verrà strumentalizzata da nessun partito. Lo abbiamo chiesto al presidente Mattarella, la settimana prossima alcuni ministri, non vi anticipo, hanno risposto all'appello, saranno qui ad ascoltare il nostro grido d'allarme. Se l'amministrazione continua ad essere muta, andiamo a parlare con lo Stato, riportiamo la politica su questi territori, perché la morte di Gelsomina non sia vana, rappresenta uno spartiacque nella narrazione di questo territorio e noi vogliamo continuare a raccontarlo così, come un territorio che ha alzato la testa e che ha detto basta ai soprusi della camorra e della malapolitica. Grazie.